Riso e fagioli. Ingredienti per 4 persone. 1 chilo di fagioli borlotti freschi, 3 etti di riso, 2 carote, 2 cipolle, 2 coste di sedano. Ingredienti per il brodo: 1 carota, 2 piccole cipolle, 2 coste di sedano. Prima di tutto sgranare i fagioli. Poi pulire e risciacquare le coste di sedano, le carote e le cipolle. Cuocere a fuoco lento le verdure e i fagioli in abbondante acqua per almeno 3 ore. Per il brodo, pulire e risciacquare le coste di sedano, la carota e le cipolle. Mettere le verdure in una pentola con acqua e cuocere per almeno mezz'ora. Dopo 3 ore, scolare le verdure e i fagioli. Passare nel passaverdura le verdure e 1/3 dei fagioli. Lasciare gli altri fagioli interi. Scaldare nella pentola con un po' di olio le verdure e i fagioli passati. Versare il riso e lasciare insaporire un po'. Aggiungere i fagioli, il sale, il brodo un po' alla volta. Aggiungere il brodo un po' alla volta e mescolare continuamente per circa 20 minuti. Il riso è pronto. Buon appetito!